Nei decenni scorsi il corteggiamento nei confronti della donna non era così palese e evidente come accade magari ai giorni d'oggi. Eravamo un po' più timidi probabilmente e quindi il corteggiamento si faceva da lontano. La prima tecnica che noi utilizzavamo per corteggiare una donna era quello dell'appustiare, appustiare, che significava aspettare qualcuno, fare la posta a qualcuno, a una donna per trovare il momento giusto, per creare quelle condizioni affinché sembrasse un incontro casuale, ma in realtà era fortemente casualizzato. Ma chi le ha appustiate, si dice ancora oggi, e ricordate la scena meravigliosa di Massimo Troisi quando va a fare la posta alla ragazza che gli piaceva, girando s'appustea. Tra le altre cose, pustiare vuol dire posteggiare, sta fermo in un luogo, quindi mettersi fuori un puntone per esempio, e la stessa etimologia è quella della posteggia napoletana. Gli stessi musicisti si appostano appunto accanto a un tavolo cercando in qualche modo di esibire la loro arte. I più audaci corteggiatori, una volta che l'appustiata non andava a buon termine, sapete che facevano? Ce lo facevano capire alla donna che amavano attraverso una guardata intensa, e guardare intensamente in napoletano è fattiare con un intento, diciamo, preciso naturalmente, ovvero manifestare le proprie intenzioni soprattutto con una forte carica sessuale. Ta stai fattianna, oppure ecco, ma fattiata. In qualche modo fattiare vuol dire anche sbirciare, far finta di non vedere, oppure, ma quindi la comunicazione insomma avveniva fondamentalmente con lo sguardo. Come faceva lei a dire che in qualche modo ci stava? Era ammiccante, faceva un occhiolino, uno sguardo di consenso, zanniava, faceva un cenno di consenso. La parola zannia in napoletano è ancora usata, ecco, la usa per esempio il grande comico napoletano Peppe Iodice, zannia. Accennare, sì, ecco, è da zannia, che è dal latino cinnum, che significa appunto cenno, quindi ti sto dando un cenno di assenso in qualche modo, e da zannia viene l'uocchio a zannariello, mi ha fatto un paro l'uocchio a zannariello. Zannariello è appunto gli occhi che stanno in qualche modo accettando la tua proposta. Giovan Battista Basile nell'Ucunto di Licunti dice: non credere che l'uocchio a zannariello, ma gli occhi a zannariello vengono citati nella Divina Commedia della canzone napoletana, che è Lu Guarracino, quando il Guarracino corteggia la sardella all'Ubarcone, e lei dice: lei fece l'uocchio a zannariello, allo sparuto innamoratiello. A proposito di Peppe Iodice, oltre a zannià, lui utilizza un altro termine per guardare e osservare un particolare, indicchià, che lo mandicchiata, altro termine, diciamo, veramente desueto, veramente in apulegni. Osservare una cosa piccolissima, l'andecchia, infatti in napoletano è una cosa minuscola, insignificante, ma dai un'andecchia, mi stai sentendo un secondo, dammi un'andecchia di conferenza, ecco, una cosa così. E deriva dall'inticchia, lenticchia, quindi il legume piccolissimo. Quindi indicchia vuol dire, da un piccolo particolare, sembrare di avervi la gendicchiata in due mercati. Mi sembra di averlo visto, ecco, nel mercato. Ho notato la sua presenza da lontana, da un dettaglio piccolissimo. Quando neppure indicchiare, neppure osservare con attenzione, neppure insomma zanniare aveva un significato, allora c'era un modo evidente di manifestare il proprio interesse, soprattutto romantico oltre che sessuale, che era quello di fare un'usurdiglina. Ora, usurdiglina è la cosa più politicamente scorretta, oggi sarebbe considerato, come devo dire, veramente volgarissimo da utilizzare nei confronti di una donna, si chiamerebbe catcalling addirittura, una cosa, per carità, deprecabile. Usurdiglina era quel sibilo sonoro che si ottiene, qualcuno lo fa ancora, aspirando l'aria fra le labbra invece che emettendola all'esterno. È un sibilo che però aveva un evidente scopo, quello di far capire a lei che c'era un grande interesse. In realtà usurdiglina è pure quel suono che ti viene nelle orecchie ogni tanto, quando è quel fischiamento che ti viene nelle orecchie, e secondo un'antica credenza meridionale, quando ti viene magari uno sbalzo di pressione, però quando ti viene uno surdiglino in orecchio qualcuno sta parlando di te, insomma, o sta soprattutto parlando male di te. Insomma, la lingua napoletana offre un supporto linguistico al processo di corteggiamento. Tu te la potevi appustiare, poi te la fattiavi, te la indicchiavi, le facevi surdiglina,
e se lei ti faceva l'occhio a Zannariella era fatta.